A Mario, conduttore dell'MTG, capitano delle cose davvero pazzesche. L'emittente per cui lavora viene improvvisamente rilevata dalla Micidial Corporation, una multinazionale senza scrupoli che inserisce uno sponsor ad ogni edizione del TG. Lord Micidial, il terribile proprietario della holding, prende il posto del direttore Paolo Buonanima, che risulta misteriosamente scomparso, e presenta allo staff il figlio Ginetto, con l'intenzione di farlo diventare un provetto giornalista. Mario, il conduttore del telegiornale, nonché figlio adottivo del vecchio direttore Buonanima, è sconvolto dalla situazione e vorrebbe dimettersi, ma non può farlo a causa di una penale di 4 milioni di euro nascosta nel suo contratto. Ma stiamo scherzando? Lord Micidial gli dà un'unica possibilità per andarsene: occuparsi di istruire il figlio all'arte del giornalismo affinché diventi il suo successore. Ma Ginetto ha un piccolo problema: non sa leggere. Come se non bastasse, l'orrenda truccatrice Jenny, intenzionata ad avere un figlio da Mario, cerca di ingravidarsi autonomamente in uno sgabuzzino. Ma l'inetto Ginetto, nella sua totale demenza, la stende con una botta in testa, scambiandola per il mostro della chiusofobia, rara patologia di cui è affetto. A causa della botta, la truccatrice finisce in coma irremovibile, dando a Mario l'occasione di ricattare Lord Micidial. Tuttavia, la principale preoccupazione del pelato Anchorman rimane quella di ritrovare Paolo Buonanima, che crede sia scappato in Costa Rica per la vergogna di aver venduto il telegiornale alla Micidial Corporation. Ma ora, dopo questo pippone, godiamoci il secondo puntatone di Mario con i fratelli Peluria. Oh! Quindi, ricapitolando, partiamo con lo sponsor. A Marino Malo dall'India col collegamento lungo, poi Salvo Errori con il servizio sulla droga contraffatta, Danny gravido, poi il servizio sui canguri. Ah no, scusa, quello è saltato, scusa. Mamma mia, guarda che roba, guarda. Poverina. Oh, hai visto come sono magri i genitori? Quella tutta lei si mangiava, eh? Se muore gli va anche bene. Però sei vergognoso, Ricky, dai. Sì, la bambina succhia. Vabbè, poi c'è il servizio di Fabrizio Spadellati sulla Gioconda, poi Gio Cagnaccia con la Maison de Bonbon, poi comunque Salvo Errori, drammi micidiali e poi andiamo a puttane, ci facciamo 2 birre, arriva Hulk e ci fa esplodere, giusto? Sì, giusto, certo. Ma giusto cosa? Mi stai ascoltando, Mario? Ricky, non volevo dirtelo, ma questa è la mia ultima edizione. Mario, ma che Mario stai dicendo? C'ho un asso nella manica micidiale. Da domani mollo tutto, me ne vado. Adios, las luegos, amico. Salve, lei è Mario? Sì, sono io. Lei chi è? Piacere, Marta Franceschini, nuova vice direttrice. Ah, nuova vice direttrice. Ma lo sa dove è capitata lei? Si rende conto? Purtroppo sì. Infatti le volevo parlare di questo. So che ora la diretta, ma se le va possiamo vederci sulla terrazza al primo fuori onda, ok? Va bene. Ah. Lo sa che lei è molto più Mario di quello che sembra in TV? Davvero? Grazie. Comunque sono Ricky, è piacere mio. Sono più Mario? Convieni? Dal vivo? Credo che io e lei vogliamo la stessa cosa. Cioè? Distruggere la micidiale. Perché lei che motivi ha? Sono stata incastrata da una maledettissima clausola in 3D. Sì, lo so che sembra strano. No, non sembra strano. Io ce n'ho una in diagonale, si figuri. L'ho sciabolata. Perché la conosce? È la peggiore. Però io e lei insieme possiamo rovinarli. Insieme? Ecco, come? Lavoro per le aziende Micidial da 4 anni e ho raccolto centinaia di prove sui loro crimini. E che tipo di crimini? La Micidial è impiegata in cose che lei neanche si immagina. 11 settembre, scie chimiche, attentato a Kennedy, la calvizie. La calvizie, addirittura? Sì, la Micidial ha inventato la calvizie.
Ma è più grave di quello che pensassi, è un dramma micidiale. Il mio piano è questo. Io le fornisco le prove e lei le rende pubbliche attraverso il TG. Che mi dice? Sì, va bene. Vorrei solo pensarci in un posto più appartato, più con calma. Certo. Le va? 29 secondi, Mario. Niente, non va. Ti dà un po', Mario, che sei lucidino. Ok, va bene, Steve. 60 secondi in onda. Chiudi gli occhi per me un attimino. Certo, come desideri. Che cos'è? È un prodotto nuovo, Mario, servirà a farti sembrare ancora più bello. Ah, va bene. Simpatico. Ultimamente... Quasi fatto, ancora un attimino. Vai, tranquillo. Che cazzo è sta roba? È lo sponsor, Mario. Sarei un testimonial fantastico. Ma che cazzo è? Oh! Non va via, Michelangelo, fai qualcosa. 4 secondi. Me lo togli? 3. Fai qualcosa. Non va via. 2, Mario. Mario, 1, 2. Mario. Questo programma è offerto da... Sei calvo e non hai i capelli? Hai provato 1000 soluzioni, ma nessuna è quella giusta? Da oggi arriva Cappelli, il cappello di capelli. Grazie alla sua colla micidiale, il Cappelli resterà attaccato alla tua testa per mesi. Cappelli, il cappello con capelli che si incolla in testa e non va più via. Cappelli, e nessuno potrà dire che sei un calvo. Ma tu non sei calvo? Non t'ha fatto? Vediamo. Beh, in effetti non posso dimostrarlo. E fino a prova contraria è un presunto capellone. Cappelli, e nessuno potrà dire che sei un calvo. Oltre a questi fascicoli ci sono anche dei file audio, con delle registrazioni da mettersi le mani nei capelli. Scusa. No, tranquilla. Poi dovrò capire come togliermi sto maledetto Cappelli. Senti, ma hai qualcosa da farmi sentire? Certo, questa è la prima. Risale allo scandalo di Ossina del 76. Ascolta. Bianchetti, voglio che la Brianza sia ricoperta di diossina. Così imparano a non farmi costruire le mie fabbriche qui. No, ma è assurdo. Ma com'è possibile, scusami? Non lo so, ma è possibile e non è niente. Ascolta questa. Ecco Kennedy, eccolo. Prendi la mira. Ecco così, bravo. Ora spara. Bravo, scommetto un altro dollaro che lo centro di nuovo. Ancora un altro. L'hai fatto secco. Ma questo è una cosa di una gravità impressionante, Marta. E non è finita. Ma non si capisce niente. The towers. Fly straight to the tower. Dritto per dritto sulle torri, altrimenti non ti pago lo stipendio. Madonna. Ma, cioè, questo è una roba micidiale. Lo so. Qui dobbiamo fare qualcosa più presto. Sì, ma dobbiamo fare in fretta. Non c'è tempo. Ok, allora, questo me lo lasci? Sì. Allora io me le ascolto stanotte e domani preparo un servizio bomba e lo massacriamo. Dritto per dritto. Attentato a calvizie. Sì. La 11-16-7. Attentato a calvizie. Carissima, come andiamo? Allora oggi è il grande giorno. Sei pronto? Guarda, purtroppo non sono riuscito a confezionare il servizio.
Come? Ma non ti sono bastati i documenti che ti ho dato? No, mi sono bastati. Le prove sono schiaccianti, ma è che ho passato tutta la notte a scartavetrarmi la testa per togliermi quel fottuto Cappelli lì. Maledetto, guarda che roba, guarda come sono combinato, guarda. Cavolo. Però più passa il tempo, più rischiamo di essere scoperti, capisci? Lo so. Infatti io vorrei lavorarci stasera così domani li massacriamo. Va bene? Ok. E comunque ti dona molto la calvizie, molto. Grazie, dici sul serio? Sì. Mi sono sempre piaciuti gli uomini calvi. E anche il nome Mario. Beh, con me sfondi una porta aperta. Proprio dritto per dritto. Che bella espressione. Ti piace? Sì. Io la uso sempre. Ah, Proprio il mio cavallo di battaglia. dritto per dritto. Dritto per dritto. Ok. Piero, ti saluta un amico. Sto cazzo! C'è caschi sempre, potete dire una merda alla faccia! Beh, in effetti non posso dimostrarlo. E fino a prova contraria è un perfetto stronzo. Allora, per prima cosa bisogna sempre verificare la qualità della merce prima di... Allora, delle anomalie, delle imperfezioni, ragazzi, fatecelo sapere. Vabbè, Pippo ride. Scusa, ma bisogna sempre verificare la qualità della merce prima di effettuare il pagamento. Non ce la fai, non ce la fai, Pippo, non ce la fai. Ma non si preoccupi, perché con me ho pasto! Bella merda! Avanti! Permesso. Buongiorno, presidente direttore. Ah, Michelangelo, come andiamo? Bene. Ho visto che ha preso la vice direttrice. Sì, Marta è una persona molto fidata che mi darà una mano. Sai, io sono sempre in giro e poi poca dimestichezza con le notizie. Direttore, gliela faccio breve. Ho seriamente motivo di credere che qualcuno stia tramando alle sue spalle per distruggerla. Ma cosa sta dicendo? Ma chi? Prima di dirglielo vorrei farle una piccola richiesta. Spari. Avrei bisogno di 78.090 euro. Per fare? Per comprare un orologio atomico. L'orologio più preciso al mondo. E fare meglio il mio lavoro. Guardi. Beh, questo è lodevole da parte sua. Ma chi mi dice che non stia bluffando? Ho le prove qui con me. Le dice niente 11 settembre. Omicidio Kennedy. Calvizie. Faccia vedere queste dannate prove. E chi mi dice che lei mi darà i 78.090 euro? Parola di micidial. Ascolti qua. Ho le prove qui con me. Ne dice niente 11 settembre. No! Omicidio che... Amica, sei in ritardo di 2 decimi di secondo. Ma dove compraste l'orologio atomico? No! Prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, no? No, no! L'ho lasciato in reg da stamattina. 4 secondi alla mia uscita di scena. 3, 2, 1, è uscita. Vieni. Guarda qua. Senta, ci può lasciare soli, per favore? Prego. Grazie. Lei era la mia buona uscita. E cioè? E sai chi l'ha ridotta in questo stato? Figlio di Micidial. No, Inetto. Ginetto. Però io sono l'unico a saperlo. Quindi in pratica l'ho ricattato, perché se lei morisse, in pratica lui finirebbe nei casini. Beh, ma adesso...
Alla luce delle cose che ti ho raccontato non c'è più bisogno che lei muoia. Beh, adesso in realtà no. Da quando sei arrivata tu sono cambiate un bel po' di cose. Io mi sento proprio un altro. Cioè, mi sembra di aver trovato il paradiso. Davvero? Sì, è assurdo. Anch'io mi sento un po' come lo dice Ale, non so. Tu sei favolosa, sei stupenda. Ottimo lavoro, Melanie. Solo un motto di gelosia avrebbe potuto risvegliare quel cetaceo. Grazie, papà. Melanie, papà. Ma quindi tu sei... Figlia, esatto. E io sono suo padre. E tutti quei file audio, quelle registrazioni, quei documenti che mi hai dato? Che cazzo erano quelle carte? Photoshop è una fantastica applicazione di telefonino. iTragedy. Ma come fa un giornalista a credere a tutte queste stronzate? Perché io... E poi scusa, secondo te mi possono piacere gli uomini calvi? Per di più che si chiamano Mario. E adesso ti ritengo io per le palle. Sotto la panca di pelle di pollo la capra crepa di crampi. Sotto la panca di pelle di pollo la capra crepa di crampi. Sotto la panca di pelle di pollo la capra crepa di crampi. La capra crepa di crampi. La capra crepa di crampi. Pure fuori onda Sotto gli la hanno panca di dato pelle di pollo la capra. una cosa incredibile. A posto. Un violento tifone si è abbattuto sulla Costa Rica. Il bilancio tragico è di 11 vittime, tra cui 10 fighe. Per fortuna nessun italiano era presente nel paese. Come essere italiano? E Buonanima? Paolo. Ciao Marius, sono Steve Mozzafiato, il nuovo truccatrice. Ciao. Scusa, sono un ex pugile. Io... Mazza... Senti, mi potresti fare un favore? Mi potresti reggere il telefono? Devo chiamare Amarino Mallo, ma non riesco perché sono abituato ai suoi collegamenti brevi Non ti preoccupare, Marius, non c'è bisogno che tu me lo spieghi. Vabbè, grazie, molto gentile. O forse dovrei dire gentila. Gentile va benissimo. Vabbè, allora io chiamo, tu Sì, lo te lo reggi. tengo. Ok. Vai. Ecco fatto. Sì, pronto! Ciao Marino, sono sempre Mario. Senti, ho bisogno di un grosso favore. Dimmi tutto! Ti saluto. No, Marius, continua, dai. Ah, e senti Marino, io ho bisogno di sapere se Buonanima è mai stato in Costa Rica. Tu potresti fare qualcosa? Io conosco il capo dell'ufficio immigrazione costaricense! Perfetto. Senti, e allora potresti invertire la rotta e magari andare in Costa Rica e fare un collegamento da lì con la scusa del tifone? Va benissimo, Mario! Perfetto. Allora ti chiamo dopo, mi tieni aggiornato, va bene? Grazie, Grazie. A dopo! Grazie, Steve, sei stato molto gentile. Adesso. Senti, scusa la domanda, ma se Jenny si è risvegliata dal coma, perché c'è un nuovo truccatrice? Jenny non è ancora in grado di lavorare, Marius. Come mai? Perché alterna attacchi di corsa isterica ad attacchi di coma. Accidenti. Questo programma è offerto da... Tuo figlio non ti rispetta? Papà, sei una merda! Tua moglie ti tradisce? Mi scopo chiunque. I tuoi amici ti beffeggiano? Ci scopiamo tua moglie!
Dalle antiche ricette manesche arriva Ceffone, lo schiaffo fugace che risolve la situazione. Papà, sei il miglior bambino del mondo. Mi scopo. Sono te, mio unico amore di sempre. Ci scopia. No, tra di noi. Sì, ci scopriamo. Ceffone. E tu che ci fai qua? Cosa fai? Stavo dando un'occhiata alla scaletta e vedo che c'è un collegamento di Marino Mallo dalla Costa Rica, ma non doveva essere al Polo Nord? Sì, ce l'ho mandato io alla Costa Rica perché c'è stato un violento tifone e non perché ho delle ragioni personali. Stai calmo. Mario, stavo solo chiedendo per... Mi prendi in giro? A Marino Mallo sono Melanie Micidial. Sì, la vicepresidente. Ti voglio al Polo Nord entro 10 minuti, d'accordo? Sei una stroia! E come è cambiato il nostro paese da 60 anni ad oggi? Siamo andati a ripescare nei nostri archivi i reportage del grande Nevio Nipoti. Vediamo le immagini. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. Arnese, frazione di Vivacco, 2 febbraio 1958. Da qui comincia il nostro viaggio alla scoperta di usi e costumi di questa Italietta che guarda al futuro. Quella che vedete è la rimessa di un casolare, dove il proprietario agricoltore Attilio Speranzoso è alle prese con uno strano aggeggio. Buongiorno, signor Attilio. Buongiorno. Che cosa maneggia? Da un po' di tempo mi diverto a fare gli arnesi che mi servono per la vita quotidiana. E oggi di cosa si tratta? È un apparecchio che serve per comunicare con le persone a distanza. Quindi se vogliamo un po' come il comune telefono. Sì, però serve per parlare con le persone anche senza attaccarla ai fili. Un telefono senza fili dunque. Ma lo ha terminato, si può vedere? Sì, subito. Ma è un microtelefono, a stento si vede. E poi manca di cornetta e di numeriera. Oh, Dio mio, mi sono dimenticata, mi sono scordata. Una capra riflette sul proprio passato. Intanto nel paese di Arnese un gruppetto di giovinetti si è radunato come tutti i giorni presso il vecchio mortorio comunale. Non hanno molto con cui divertirsi e sono costretti a inventare dei semplici giochi. Questo è bello, ragazzi, faccio vedere io, guarda! Tra questi spicca il saltaformiche. Visto! Giovinetto, in cosa consiste questo gioco? Bisogna saltare la formica e stare attento a non schiacciarla. Se per alcuni il saltaformiche risulta molto facile, per altri è invece davvero arduo. Giovinetto, come mai hai la faccia di schiaffi? Mi picchiano perché mangio sempre le formiche. Gli ha fatto così, hai visto? In questo capannello di fanciulli ad emergere è Mario Loide, un giovinetto spavaldo e irriverente che si diverte a fare terribili burle ai passanti. Mario Loide, cosa fai adesso? Adesso faccio una burla con l'anziano signore. Maleducato impertinente! Che burla micidiale! Come avete veduto, in questa Italietta il passato e il futuro si scontrano. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo solo vivendo, come potrebbe dire una futura canzonetta. E continua la preoccupazione per il fenomeno delle mozzarelle brutte. Ieri altre 500 vagonate di latticini sono state ritirate dai supermercati. Ce ne parla Gio Cagnaccia. Provengono tutte dalla Norvezia del Sud, le circa 400.000 mozzarelle brutte sequestrate ieri dal nucleo antisofisticazioni dopo la segnalazione effettuata da una casalinga di Voghera che si era sentita male mentre stava preparando la cena. Secondo le prime analisi effettuate sui latticini sequestrati, la loro particolare bruttezza sarebbe dovuta al batterio brutta, un parassita presente in natura sulla faccia dei vecchi scozzesi e non particolarmente dannoso per l'uomo.
Ministro, dunque queste mozzarelle, seppur repellenti, sono comunque commestibili? Certamente, per rassicurare gli italiani ne mangio una qui adesso. Visto? Nessun pericolo. Grazie, Ministro. Prego. A te la linea, Mario. Quello è molto lento, pure quello è il tricino, quello là. Ma che stai dicendo? Guarda la linea, non lo vedi che c'hai le cose, non lo vedi? Ma che cazzo c'ha? Che cosa? E tu che fai? No, già. 9:31 seconda. Terzo giorno, la terza chat. Quindi si è più fatto. Non mi sputa in faccia, cazzo. Dai, non mi Stop. È il naso bagnato, dai. Che schifo. Marino, lo so che te l'ha detto Melanie, lo so, ma si tratta di buonanima. Storci la rotta. Vai, torna in Costa Rica, storci la rotta, capito? Dritto per storci. Marino, prosegui per il polo. Marino, Costa Rica! Al Polo Nord! Importante, Marino, importante, la Costa Rica! Dammelo! Il Polo Nord! Costa... E sono 10 secondi, Mario. 9, 8, 7, 6, 5, Mario. 4. Non fa male, Miki. Non fa male, Miki. La domanda che oggi ci facciamo tutti è: ci sarà scappato il morto del giorno? Sicuramente sì, ha voglia. Ma non tutti sono in HD. Ce ne parla Oscar Carogna. Oscar, ci sei? Sì, Mario, mi trovo a Posto Tranquillo, in provincia di Pacenza, su un terrazzo dove poche ore fa è successo qualcosa. E grazie a Dio è qualcosa di brutto. Ma facciamo subito partire le immagini, all the people! Amici, guardate come salto da un palazzo all'altro. Queste le ultime parole di Neo Melodico, un ragazzo 25enne con la passione del film Matrix, schiantatosi secco dal tetto del palazzo di casa propria mentre cercava di emulare una scena della pellicola. Ma la forza di gravità non gli ha dato scampo. Non si poteva bere più il brodino perché i cucchiai le piegava tutti. Con il pensiero? Con le mani sotto il tavolo. Mi rompeva tutti i cucchiai. Era un fetoso. Ma la scena che lo aveva più colpito era proprio quella del saltone tra i palazzi che buffamente gli è costata la vita. Praticamente si è preso questa pillolina blu e ha iniziato a dirmi ho sgombrato la mente, ma lo diceva in un modo così convinto che ci abbiamo creduto anche noi e quindi per quello nessuno l'ha fermato. Io ho visto tutto perché stavo sul tetto del palazzo mio a inseguire una zoccola che mi si era fregato il formaggio. Una prostituta? No, una femmina di Topo di Fogna. E insomma ho visto sto tizio che voleva tentare il salto. Ma si sa che la prima volta non c'è mai riuscito nessuno. E puntualmente questa si è schiaccicata a terra come una catapulta. Catapulta! 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 Fregato. Ed ora siamo qui con il signor Rocco Melodico, padre di Neo. Signor Rocco, cosa ne pensa della morte di suo figlio morto? Oscar, la TV, i media spesso creano nei giovani uno spirito di emulazione che li astrae dalla realtà. E chi vuole colpevolizzare per la sua morte? Quindi il cinema, la TV, i fratelli Wisconsin. Gli Zingarix. Giusto, gli Zingarix. Colpevolizzare
La sua testa, perché non era lui l'eletto. Io gliel'ho detto un sacco di volte. L'eletto sono io! Carogna, io sono l'eletto! Io! Ottimo, quindi oggi abbiamo fatto doppietta, è una giornata memorizzabile. Da posto meno tranquillo e tutto, a te la linea Mariox. E ora finalmente ci colleghiamo col nostro inviato Amarino Mallo che si trova al Polo Nord. Amarino, ci sei? Sì, Mario, sono qui al Polo Nord, non in Costa Rica. Che si dice al Polo, Amarino? Fa freddo? Sì, fa molto freddo. Benissimo, grazie Amarino, prezioso come al solito. A voi. Bene, noi per oggi abbiamo finito, io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie e buona giornata. Va bene così, Pussy, grazie, basta neve. Come ti hanno ridotto, Marius? Cazzo devo fare? Amarino, dimmi che ce l'hai fatta. Sì, Mario, ho appena parlato con l'ufficio immigrazione. Ti saluto, Amarino. No, Marius, è importantissimo, dai, su. Cosa hai scoperto, Amarino? Dai registri aeroportuali non risulta nessun buonanima in Costa Rica negli ultimi 20 anni. Bingola. Dove cazzo sei? Dove sei? Mickey, dove sei? Mario, sono da te in 4, 3, 2... 1. Siedi. Eccomi. Reggiti forte, eh? Sì. Buonanima non è in Costa Rica. Beh, sarà... Non c'è mai stato. Mai stato. Ho le prove certe dall'ufficio immigrazione. Questa lettera qua, questa qua, è un falso. È un bluff. È un bluff. Come un bluff? È un bluff, un bluff. Come un bluff? Un bluff. Chi te l'ha data? Chi te l'ha data? Te lo ricordi? Un postino, chi era? Un corriere? Un import express? Come l'ha fatta questa persona? Mickey, come l'ha fatta? Mickey, parlo con te, Mickey. Come l'ha fatta questa persona? Era alto, basso, magro? Aveva le orecchie a ventola, i baffi, aveva i bozzi. Aveva i bozzi. Quanti bozzi aveva? Quanti? Quanti bozzi aveva? Te lo ricordi? Tu sei la chiave, Mickey. Sei tu la chiave. Tu sei la chiave, l'unico che mi può salvare, Mickey. Mickey! Ne va di mezzo la mia carriera, Mickey! La mia vita, Mickey! La mia carriera! Mickey! Mario! Mickey! È stato omicide! È stato omicide, la fa scrivere la lettera a Carolina, che sa imitare la scrittura di Buonanima. E tu come lo sai? Come vai a saperlo tu? Io c'ero. Ho visto tutto. Ma che sta di sul serio? Ma non potevo dirtelo, Mario. Non potevo dirtelo. Ha minacciato di farmi licenziare. Io ho una famiglia, capiscimi, Mario, capiscimi. Un cane e un gatto ti sembra una famiglia? Un cane e un gatto c'hai? Ma non ti vergogni, Michelangelo? M'hai tradito, mai? M'hai tradito dopo tutto questo tempo che abbiamo passato insieme. 252.385.736 secondi. Sì, 8 anni, no? Dopo tutto questo tempo tu mi pugnali alle spalle. Mi pugnali alle spalle. Mi pugnali alle spalle. Mi pugnali alle spalle. Sei una merda, Miki. Sei una merda, sei. Sei una merda, sei. Anzi, la merda, sai che ti dico? La merda è meglio di te. No! La merda è meglio di te. La No! merda è meglio di te. No! La merda è meglio di te. Prendi giù della merda, no! Dai, non fare così, dai. Dai, non fare così che almeno me l'hai detto, dai. No, ma sono subacqueo, non fa niente. Che hai detto? È subacqueo, meglio che si bagna, non fa niente. Giù la maschera, micidia!
Michelangelo ha confessato. So tutto della lettera di Buonanima, della sparizione. Sei stato tu, l'ha messa a mano. Sono 10 giorni che mi prendi per il culo su Buonanima. Adesso se non mi dici la verità ti denuncio per rapimento. Se mi denunci sparo la gola alla bambina. Aiutami, mister Mario, ti prego. Hai rotto il cazzo con la bambina, Mecidi, ammazzala pure. Le sparo la gola le sparo. Spara, spara, spara. Va via. Cosa fai? Sto chiamando la polizia. La polizia è roba mia. Adesso vediamo. Pronto? Ma che cazzo? Ma com'è possibile? Chiamo i carabinieri. Stessa cosa. Ma mi hanno messo il telefono. Chiamo la guardia di finanza dal telefono dell'ufficio. Sì, pronto? Ma che cazzo è? I pompieri! Ah, quelli mi mancano. 32, 50, scusate, 40 secondi, Mario. Michelangelo! Sì. Questa è la tua ultima edizione. Da domani sei licenziato. Vattene! Ma perché non so leggere? Perché non so leggere? Ginetto, vieni a giocare con me? Non posso venire a giocare. Devo prima imparare a leggere per diventare un giornalista vero. No, ti prego, vieni a giocare con me, te lo insegno io a leggere. Ti prego, ti prego. Pronto, pompieri? Senta, forse non è un buon momento, sento dei rumori di fiamme. Cos'è, sta lavorando? Non si preoccupi, oggi mi sono portato il lavoro a casa. Dica. Ah. Guardi, io non vorrei abusare della mia posizione. Io sono Mario, il conduttore dell'MTG, conosce? Mario? Quello del TG? Ah, complimenti per la trasmissione. Senta, io dovrei denunciare la scomparsa di una persona. Ma è scomparsa nel fuoco, incendiata, incenerita, alluvionata, scomparsa su un albero? No, guardi, è semplicemente scomparsa, cioè non si trova più. Allora deve chiamare la polizia. Sì, lo so, ma le forze dell'ordine ormai sono prevenute. Io ho bisogno di un punto di vista diverso, di una mente fresca, di un occhio clinico, hai capito? Ok, io sono la persona giusta. Dice sul serio? 15 secondi. Senta, allora la richiamo dopo le do tutte le specifiche. Adesso devo tornare in diretta, va bene? La saluto. Arrivederci e complimenti per la trasmissione. Sono stato licenziato, Mario. E non sei contento? Vorrei essere nei tuoi panni, vorrei essere. Io sto qua ancora con la sciabolata, sto. Vabbè, 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Addio. E dopo il successo della sigaretta elettronica per smettere di fumare, arriva la siringa elettronica per smettere di bucarsi. La siringa elettronica, perfettamente legale, utilizzabile ovunque, sarà inoltre commercializzata con diverse percentuali di eroina mischiata a succo di pera o al gusto di menta piperita. Sì, va bene. Va bene, allora lei i dati di Buonanima ce l'ha, io allora al più presto le mando la foto, Mi fa sapere lei, ok, grazie. Ginetto, che fai nel mio ufficio? Dai, vai. 6 puntate fa mi avevi detto che dovevo scegliere la notizia più importante. E questa è più importante, secondo me.
Scondi pazzi al piccol dalle 3 alle 3:05. Ma sai leggere? Forza, ragazzi. Un licenziamento non è la fine del mondo, dai. Ci sono molte possibilità per uno che fa il mio lavoro. Big, Ben, cosa c'è? Cosa c'è? Volete fare la pipì? Volete fare la pipì? Mi fermo qui, dai. Eccoci. Eccoci qua, state lì che vi vengo ad aprire, eh? Buoni. No! Che bastardi! Non ho mai visto una testa così, Marius. Mai. Ma quindi Jenny è ancora fuori combattimento? Sì, sta malissimo. Che ha? Oggi, ad esempio, alterna attacchi di consegna a domicilio a silenzi imbarazzanti. Avete ordinato delle pizze? No, veramente no. Ma questa sta davvero male. È incredibile, hai visto, Marius? Madonna. Mario, tra un po' di tempo sei in onda. Un po' di tempo quanto? Un tot di tempo. Fai tu, un tot. Ma questo chi è? È Donatello, il nuovo assistente di studio. Ha sostituito Michelangelo che è stato licenziato ieri. Non te l'hanno detto, Marius? Bene, noi per oggi abbiamo concluso. Io vi do Mario, mi raccomando, fai veloce. Io conto fino a 10 e poi il telegiornale finisce, hai capito? C'è poco tempo. Sì, 1, 2, 3, 4, dicevo, 5, noi per 6, oggi abbiamo 7, 8, finito. 9, Io vi do 10. appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie. Vieni qua, brutto ignorante deficiente. Che cazzo fa, ignorante? Vieni qua che t'ammazzo, vieni. Oh, ma che? Oh! E non farti più vedere! Altro che concorso di esersivi! Va. Buongiorno. Ma cosa c'è, un incendio? Sono pompiero, sono qui per indagare sulla scomparsa di Buonanima. Ah, è lei? E ho pure raccattato questo. Miki, ma che ci fai? Ciao Mario, mi ha raccattato lui. Sì, l'ho raccattato io. L'ha raccattato lei? L'ho raccattato io. È vero che t'ho raccattato? Mi ha raccattato lui, mi ha raccattato. Sì, io raccatto. Ma chi t'ha raccattato? Io l'ho raccattato. Lui. T'ha raccattato bene? Raccattata. Mi ha raccattato sì. Quindi lei Raccatto. Ti ha raccattato. Lui mi ha raccattato. Stai attento che ci abbiamo solo 2 piatti. Ti tolgo gli alimenti. Ti tolgo gli alimenti che pago le tasse. Oh, e mi mangio il te. Dammi un po' di alimenti. Muto! Ma mangia ketchup. E quello è il liquido. Sta lontano dallo stress, spocca un po' e pulisce il centro. Spesso. Di nuovo? Dallo stress, spocca ancora e pulisce sempre. No, puliscio spesso. Di nuovo, sporco un po' e poi puliscio spesso. Pulisce sempre, spocca ancora e poi pulisco sempre. Spesso, poi sciarpare. Sporco un po' e poi puliscio Spocca ancora e poi pulisco sempre. Va bene. Ok, basta. Ai ai ai.